Era necessario dare una svolta e dare un messaggio di innovazione e cambiamento anche dal punto di vista delle immagini. E abbiamo creduto, anche tramite i grafici diciamo, della mia azienda, di andare in una direzione particolare, cioè una direzione che desse un significato di novità, di nuovo, un qualcosa che potesse staccarsi da tutto quello che è stato il passato, anche se ci sono forti richiami a quello che è la storia ovviamente della società. Appunto lo stemma che accompagnerà la nostra squadra da quest'anno, due piccole parole. Allora, innanzitutto abbandoniamo la forma simmetrica del cerchio, la rompiamo totalmente, anche se teniamo dei punti cardini, dei forti riferimenti che sono rappresentati dalle due strisce verticali che comunque rappresentano la storia e appunto le radici della squadra. La scritta US Pianese è messa fortemente in risalto perché può essere anche tolta dal logo e utilizzata in altro modo, così come la forma dello scudo che può essere anch'essa tolta e utilizzare solamente la P. La P si contrappone fortemente a quello che sono le strisce verticali, quindi alla simmetria, e dà un forte sguardo, un forte senso appunto di visione al futuro, un futuro che idealmente con una P non chiusa ma aperta vuole puntare in alto. Questo è il messaggio che diciamo vogliamo dare con questa nuova immagine. Ecco, segretario, dal punto di vista amministrativo avere un ufficio marketing e comunicazione credo che sia importante per una società che entra in Lega Pro e quindi si dovrà confrontare anche a livello di comunicazione, non solamente testi ma anche a livello di immagine. Certo, a un certo livello l'apparenza è sostanza. L'apparenza e sostanza, quindi In sintesi è questo, non per fare un elogio a Simone, siamo già in sintonia da subito, penso. No? Sì, siamo in una visione, assolutamente. ci condividiamo dal punto di vista lavorativo, condividiamo tutto, io lo supporto diciamo così dal punto di vista proprio burocratico. Lui ha le idee, dico, guarda, si può fare così, sì, certo. Si può fare così, no, si può fare no, però possiamo trovare una soluzione. È un lavoro di squadra, insomma, come in una squadra c'è il difensore, l'attaccante, il centrocampista, il portiere, l'allenatore, e ognuno poche cose ma fatte bene. Voglio ricordare anche insieme a Alessandro che sarà presente diciamo, durante la manifestazione Un Mito per la Vita qui a Piancastagnaio, come già anticipato sui social, avverrà la presentazione ufficiale delle maglie con cui la Pianese giocherà il prossimo campionato di Lega Pro, e con l'occasione ovviamente si intuirà anche il nuovo sponsor tecnico con il quale la prossima settimana verranno apposte le firme sui contratti.